Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano, ragazzi, acquisti di gennaio, si riparte subito di slancio. Allora, qua mi sono preso un mobiletto su Amazon per contenere altri dischi, altri CD per la precisione, però mi piace chiamarli dischi, lo sapete. E niente, così posso avere ancora abbastanza spazio per poter ragionare il tutto e comunque sta benissimo. Eccoci qua, parallelo, parallà, bellissima, proprio di design, te la godi, non dà neanche fastidio. Qua ho spostato un po' qua, aggiungendo insomma qua i pop musicali, con la parte vintage, diciamo lettore CD, vari iPod, e qua c'è solo cinema italiano. Boh, quindi questo è il primo acquisto, un acquisto corposo, un acquisto insomma che non me l'hanno certo regalata. Boh, andiamo allora adesso. Primo acquisto, tanto per cambiare, un pop. Finalmente però ho trovato Loki con lo scettro, la versione diciamo tradizionale di Loki. Occhi di Loki, Loki President, mi mancava però il Loki degli Avengers. Scusate, eccolo qua. Poi un CD, Lou Reed o Lou Red, lascio sempre quella scelta, sapete che sono democratico, e Metallica. Eccolo qua. Questo insomma l'ho preso più per completare, me ne mancano 2 o 3 di Metallica. Non sicuramente, cioè, l'ho già un po' ascoltato, non è tra i più belli, anzi. Poi qua una vera chicca. Power Ranger, il film, ragazzi, l'ho trovato in DVD a 2 euro. A pochi euro, insomma, contando le spese. Tanta roba. Poi qua abbiamo, ora chi c'è? Gary Neville Paciok. Gary Neville Paciok. Statuina, anche le altre fatte molto bene. Mi deve arrivare anche Luna. Eccoci qua. Bravo Gary Neville. Poi qua altro fumetto di Thanos, li sto veramente comprando tutti. Eccolo qua. Poi praticamente ti spiegano come è iniziato il rapporto tra il Titano Folle e Gamora. Eccoci qua. Perfetto. Aspetta che lo mettiamo. Quindi acquisti di gennaio già belli cazzuti. Oh, finalmente l'ho trovato. Ultimate Comics Spider-Man. Chi è? Miles Morales. Mi mancava, l'ho preso. Ciao. Ok. E dopo questa me l'aspettavo più piccola, presa a 15 euro. Un action di Jack Sparrow, bellissima, fatta proprio benissimo. Cioè è lui, ragazzi, eccolo qua. Pirati dei Caraibi, una saga che mi è piaciuta all'inizio, poi è andata un po' in vacca secondo me, però molto molto bella, con un Jack Sparrow veramente perfetto a mio parere. Buono raga, sono finiti gli acquisti di gennaio, no scherzo magari, deve arrivare altra robina e anche delle chicche abbastanza oscene. Raga, alla prossima, ciao! Ragazzi, andiamo avanti con gli acquisti di gennaio. Qua abbiamo un altro peluche di Super Mario, 10 euro, non potevo non prenderlo, bellissimo. Viva Mario, viva Super Marietto. Poi qua, l'ho già messo via da deficiente, ho preso il pop di Ian Malcolm, la versione anzianotta però, perché quella nuova, diciamo, quella vecchia non la trovo da nessuna parte. Eccolo qua, il pop del dottor Ian Malcolm, e si gode. Benissimo. Adesso vi faccio vedere una cosa, una chicca. Ho preso questo, che io lo metto qua, tipo, non so, scusate un attimo, eccolo qua, mi ascolto il CD, lo metto qua, e così metto in bella vista che lo sto ascoltando, chicca atroce di un cume un po' curioso, e si gode. Eccoci qua. E questo lo mettiamo via, questo bella acquisto che abbiamo già visto. Adesso andiamo con quello che ho recuperato parecchia roba a pochissimi soldi, perché sono molto nel retro. Adesso diciamo con i CD sono tranquillo, diciamo tutto quello che mi serviva l'ho preso, sto prendo cose sporadiche, diciamo, con colonna sonora, robe così, ma il più che volevo l'ho preso, e le robe nuove, sapete, a me fan cagare. Quindi adesso tocca al retro. Quindi alla fine ho 2 chicche che poi le farò vedere velocemente perché saranno su video a parte. Ora cominciamo da statuina, dopo Gary Neville Paciok, Luna, eccola qua.
La bella sensuale luna, sexy you. Perfetto. E poi vabbè, questa è una chicca con la scatola, anche ce l'ho di là per il salotto. Io avevo quello super, vabbè, lasciamo perdere quanta roba ho buttato via da piccolo. Il Megazord, guardate, di Power Ranger è bellissimo, nuovo. 5 euro ragazzi, con la scatola. Tenuto da Dio. Godo, godo, godo. Poi, abbiamo visto il video della Super Nintendo. Ho recuperato questo senza scatola, per non fare più questo errore, devo prendere tutto scatolato. Però 2 euro ragazzi, 2 euro con le spedizioni, praticamente 4,90 euro. Ok, lo proveremo insieme. Poi, qua sono cose che ho trovato invece io da casa di mia mamma. Football Manager per PSP e PS6 per PSP, questo vediamo se funziona. Che leggermente si apre dietro, non so se è un problema o meno. Poi, filmetti che ha incastrato Roger Rabbit. E 40 anni vergini. E adesso tutti i recuperi dei classici Disney, raga. E qua ne mancano, ne devono arrivare anche altri, se arriveranno un po' così. Perché li avevo tutti in DVD e dopo anni ho detto basta, adesso voglio prendere i Blu-ray. Mi spacca un po' le balle, però devo averli in DVD. Se ci sono in Blu-ray devo prenderli in Blu-ray. A parte tipo la Sirenetta, Bianca e Bernie, che non li ho trovati, non esistono ancora in Blu-ray. Allora, Cenerentola. È chiaro che sono doppione, poi vediamo i DVD cosa farò, non lo so. Soul. La bella addormentata nel busco. La carica di 101. Non la caricano in 101 perché so che voi porchi pensate a questo. Biancaneve. Ne mancano, ne devono arrivare tanti entro domenica. Alla ricerca di Dory. Pocahontas, che l'ho riscoperto, a me non piaceva, ma l'ho rivisto qualche anno fa e l'ho rivalutato. Comunque, se volete vedere un film di Pocahontas, basta vedere Avatar. Ragazzi, amo il cinema, ma sono sulle balle Avatar, lo confesso alla dogana. Tutti e 4 i Shrek, che ci sono io, c'è l'omino biscottino, quindi insomma. Devono fare però uno spin-off, il Cume, l'omino biscottino. Toy Story, il mio preferito in assoluto, insieme a un altro che adesso arriva. No, forse deve arrivare quello. Toy Story 2, Toy Story 3, Toy Story 4, Up o Up, lascio la scelta, con il Cume in copertina. Inside Out, bellissimo, Up è un altro capolavoro, Inside Out lo stesso. E alla ricerca di Nemo. Manca Re Leone, Peter Pan, quella roba là che deve arrivare nei prossimi giorni. E poi chicca finale, ma molto veloce, ho recuperato a prezzi che stiamo zitti perché veramente è menata di culo. Nintendo 64 boxato con tutto e il Sega Saturn. Devono arrivarmi i giochi, dopo cominciamo il retro anche di questi. Super Nintendo ce l'ho, dopo c'era anche PSP, PlayStation 1, 2, perché qua ho le altre, quelle non boxate purtroppo. La PSP mi deve arrivare perché io non la trovo da mia mamma purtroppo. Vabbè qua, però qua abbiamo Play 4 e Play 3, tutte le facciamo, Play 1 e Play 2 e Xbox 360 e Xbox One. E mi manca anche l'Xbox Classics che arriverà ma con calma insomma. Qua purtroppo non si vede neanche bene, e ok. Va bene. E così insomma raga, un saluto dal comandone veneziano. Acquisti di gennaio belli, diciamo con le due console sicuramente i pezzi più costosi, ma e il mobiletto, vabbè, però insomma, per fortuna con le feste sono arrivati anche dei soldini, dei parenti, robe così, siamo, anche con la chiaretta, perché la chiaretta è fondamentale nel progetto povertà, riusciamo a fare tutto. Ciao! Ragazzi, ecco un recupero importante, sono riuscito a trovare i Fantozzi in edizione Blu-ray, quindi i primi due in Blu-ray che sono anche i più belli, con la voce di Fantozzi che invece in DVD sono curioso di vederlo perché non l'ho mai visto, adesso è un documentario, non lo so, non ho ben capito. Ok, praticamente racconta un po' Fantozzi, la sua ultima prova d'attore prima insomma di ritirarsi, tanta roba, quindi adesso i DVD li ho spostati in salotto insieme alla collezione Disney che adesso andiamo a vederla perché quella è in salotto perché sennò raga non ci sto. Eccolo qua Fantozzi e si gode. Eccoci qua ragazzi in salotto i classici Disney, non li ho presi ancora tutti, però tutti quelli che mi piacciono di più ce li ho. Allora andiamo, Biancaneve, Pinocchio, Dumbo, Bambi, Cenerentola, Alice, Peter Pan, La Bella addormentata nel bosco, La spada nella roccia, La Bella e la bestia, Aladdin, Re Leone, Pocahontas, Il gobbo di Notre Dame ed Hercules. Poi
anche se non sono considerati classici Disney, per me lo sono. Toy Story 1, 2, 3, 4, Alla ricerca di Nemo, Alla ricerca di Dory, Up, Inside Out, tutte i 4 figli di Shrek e Soul. Ecco, questi sono proprio i miei preferiti in assoluto, poi manca Billy il Vagabondo, Red e Toby, gli Aristogatti, la Sirenetta, quelli là insomma li recupererò, però tanti sono, cioè la Sirenetta e Bianca e Bene sono solo in DVD per il momento, quindi aspettiamo, gli acquisti li ho tutti switchati da DVD a Blu-ray. Raga, continuiamo con gli acquisti tra pochi secondi. Ragazzuoli, oggi è arrivata solo una cosa, un dischetto. Allora, raga, come vedete sono diminuite le acquisti di CD perché comunque quello che volevo ce l'ho, ho completato delle collezioni, sapete che io sono un po' così nell'acquistare roba diciamo di adesso perché sono un po' snob, nel senso sono legato al 60, 70, 80, 90, per me comunque con i Queen, con la fine dei Queen finisce un'era, ecco, mia opinione, parlo da appassionato, non certo da esperto, non mi interessa neanche esserlo sinceramente. Per me parla il gusto, gli esperti li lascio alle loro discussioni tecnico-tattiche. Però chiaramente adesso voglio un po' vedere anche il nuovo, perché ho detto comunque le robe ce le abbiamo, cerchiamo di capire se c'è qualcosa magari di interessante nel nuovo. Io questo ho sentito un paio di canzoni su Spotify di questo gruppo Fontaines DC, Skin TV, questo album che quello che ho capito è anche tra gli album migliori dell'anno, delle canzoni mi sono piaciute, adesso me lo ascolto con calma in cuffia e vediamo se riesco diciamo, ad apprezzare anche la musica, diciamo, tra virgolette moderna, nel senso comunque gruppi di adesso. E niente, quindi vediamo questo album e poi vi saprò dire insomma se mi è piaciuto o no. Ecco, vabbè, raga, un saluto del comandante veneziano, nei prossimi giorni arriva tanta robina incredibile. Ragazzi, è arrivata tanta bella roba succosa, ma in realtà non è solo roba arrivata, ma sono anche cose che ho recuperato da mia mamma, che pensavo di aver perso, buttato via, in certe condizioni un po' così, ma pazienza. Allora, intanto, voi avete già, quando sto registrando, ho già pubblicato il video sulle console retro della PlayStation 1, mi sono dimenticato di far vedere che ho anche questi 3 giochi per la Play 1, purtroppo però col davanti è andato, quindi devo capire come fare perché è un peccato. Premier Manager 99 con Alberto Zaccheroni, eccolo qua, e NBA Live 99. Purtroppo questi si sono rotti, adesso cercherò di capire, ripeto, come sistemarli perché non riesco a trovare, se qualcuno lo sa, non riesco a trovare, diciamo, delle confezioni per la PlayStation 1, diciamo, anche non originali, a prezzi, diciamo, decenti. Ecco, quindi questi sono per precisazione. Allora, ho ritrovato la PSP, ragazzi, quindi finalmente posso fare anche far vedere la PSP con diversi giochi. Eccoci qua, ho anche la scatola, questa cosa molto importante. E vediamo un po' di giochi che poi andremo a vedere piano piano, visto che come si dice, la serie sulle console durerà molto. Gran Turismo, vabbè, non abbiamo presentazioni, PES 2011, questo non mi ricordo perché ce l'ho sinceramente, Football Manager 2010, Smash Go Tennis 3 e Rocky Balboa. Sto recuperando quello per Play 2 invece che non ce l'ho. Ok. Poi invece i veri recuperi, cioè i veri nuovi che quando andremo a provare il Sega Saturn, abbiamo World Wide Soccer 97 e soprattutto Sega Rally Championship. Presi tutti e due 10 euro. Questo soprattutto, tanta roba con la scatola e il manuale, tutto tenuti anche bene, quindi tanta roba, raga. Buono, poi altre cose, no, non ho altri recuperi, sinceramente, quello che dovevo prendere l'ho preso, e niente raga, quindi dai, ci siamo, stiamo andando alla grandissima, adesso siamo in piena console retro. Raga, un saluto del comandante veneziano, ci becchiamo qui i prossimi righe, sono sempre qualche giochino che purtroppo ho venduto da Pirla, e niente, insomma, poi non mi ricordo, ci dovrebbe essere proprio qualche fumetto, robe così, insomma. Ma poi a febbraio c'è il compleanno del Cume e la so cazzi. Bella raga, vai con altri acquisti comendiani, partiamo subito a bomba con il penultimo album delle Zeppelin, Presence, mi mancava, eccolo qua. Ecco, guardiamolo nel dettaglio. Domani mi arriva l'ultimo e ho finito anche la discografia dei Led Zeppelin. Boh, è uno. Qua subito, senza intro, andiamo subito a bomba. Passiamo a un'altra cosa. Black Series, Maze Windu, con il casco di Jango Fett. Una cosa, Epicas. Eccolo qua. Boh.
Poi abbiamo Sin City, questo dovrebbe essere il secondo capitolo, e dovrebbe nei prossimi giorni mi arriva anche l'uno. È un film che ho rivalutato, non mi piaceva all'inizio, adesso l'ho riguardato più volte, mi piace e me lo sono preso. Poi qua recupero i Play 3 di giochi che ho venduto, tutti presi a €1 su Vinted. Resistance 2, deve arrivarmi anche l'1 e il 3. Resistance è stato uno dei miei giochi preferiti in assoluto della Play 3, il primo. E poi qua abbiamo due pezzoni, Nintendo 64, F1 World Grand Prix, e soprattutto questo che l'ho giocato non so quanto con un mio caro amico, 007 GoldenEye per Nintendo 64, considerato uno dei giochi più belli della storia. Il 007, cioè proprio in assoluto uno dei giochi più belli, tanta roba, e che questo lo vedremo nelle console retro. Raga, un saluto dal commendatore Veneziano, con i prossimi acquisti ci sarà una cosa importante: mi sono comprato Amazon. Ciao! Bella raga, acquisti comendiani, abbiamo un po' di rovina che è arrivata. Andiamo veloci oggi, anche perché non so quanto dura il video, non voglio fare un video lunghissimo. Blu-ray, Ticket to Paradise, ultimo film con George Clooney e Julia Roberts. Non sono riuscito a vedere al cinema, è un film più da Blu-ray, però sono due attori che mi piacciono e vediamo un po'. Il filmetto, una commedia, €9, ci sta. Oh, qua ho chiuso con la discografia delle Zeppelin, ultimo disco che mi mancava, e ci siamo. E si gode. Poi abbiamo un fumettone di Black Panther, così visto che sono comunque voglioso di approfondire il discorso Black Panther, perché è un personaggio, insomma, non entra nei preferiti, però comunque non ho niente di lui, da cominciare con questo mi sembra la cosa giusta, quindi un must-have o must-have, sempre per la scelta finale, Black Panther. E poi qua mi ci ho preso una chicca, da 35 a 19, non potevo proprio lasciarmela sfuggire, Fantastici 4, l'arrivo di Galactus, in un'edizione speciale. Questo è proprio bello ragazzi, grandissimo anche. Aspetta che vediamo un attimo, cioè è fatto proprio bene. Dovrei avere già il fumetto sul Masterworks, però lo volevo proprio così specifico, tanta roba. Questo è proprio bello, e anche la copertina così è veramente molto figa. E niente raga, ci sono gli acquisti comendiani, non manca tanto alla fine di gennaio, siamo ormai alle ultime cose, agli ultimi acquisti. Ciao ragazzi, altra robina è arrivata e altra robina ho trovato, perché questo questo mese ci sono sia acquisti che ritrovamenti. Partiamo con un ritrovamento importante, questo l'avete visto per Game Boy, ma ce l'ho anche per Super Nintendo, purtroppo senza scatola. Speriamo, dopo lo testo, vediamo se va ci faccio un video. Ok, stiamo ritrovando un bel po' di roba. Altra cosa ritrovate per chi amo poco la Formula 1, questo era quello, diciamo, l'edizione del 2005, che c'ho anche sulla PlayStation 3 mi sembra, quindi era uscito sia, no, forse questo è quello prima, però sì, è l'anno prima, questo è l'anno prima, eccolo qua. Boh, questo dovrebbe andare a posto. Questo invece l'ho preso GoldenEye, mancava il manuale e tac, adesso lì lo cazzo, così il gioco completo, ed è una chicca non da poco, GoldenEye. Questo invece l'ho preso, eccolo qua, a €10, UEFA Euro 96 England. Questo quando vediamo il Saturn ce lo spariamo sicuramente, eccolo qua, completo di tutto ovviamente. Certa gente vende la roba proprio a niente, cavolo. E questo lo volevo troppo, €10, Darth Maul versione dorata Funko Pop, e me lo godo a cannone ragazzi. Adesso arriva un altro pop di Star Wars che lo aspettavo nella vita, che costicchia, ma sono riuscito a trovarlo veramente a un prezzo irrisorio e non vedo l'ora. E niente, altra robina arrivata. Vedete, sto prendendo tante cose piccole, più ritrovamenti che sinceramente di cose che non usavo più, che invece ho detto cavolo, sono un collezionista, perché non riprendere le console e i giochi di una volta, e così ho fatto. Ciao raga, sono gasatissimo raga, perché ho in mente dei video meravigliosi anche su tanta carne al fuoco raga, tanta carne al fuoco. Ciao. Vai raga, altri recuperi trovati e cosine arrivate con delle chicche incredibili. Questo non mi ricordo se l'ho già fatto vedere, però cioè, è paradossale, non lo trovavo, l'ho preso, ho sbagliato e l'ho trovato, e per fortuna ho fatto il reso. Eccolo qua.
Questo è praticamente l'adattatore per mettere le cartucce del Game Boy sul Super Nintendo e vedere, diciamo, i giochi del Game Boy in una definizione migliore. Non lo trovavo ancora in grandissime condizioni. Ho preso la versione, ma non mi sono accorto che non era per il Super Nintendo, ma per insomma, per il Nintendo giapponese, quindi chiaramente non andava. Nel fare il reso ho ricercato meglio e l'ho trovato. Incredibile, senza scatola purtroppo. Eccolo qua, e ci facciamo anche il video su questo. Poi, questo invece ho preso a 2 euro. Non l'avevo preso nel momento giusto, l'ho preso così, in edizione spagnola 2 euro, cioè in Italia, l'edizione italiana era 10-15 euro, Spagna 2 euro. Fotte sega, e l'ho preso in spagnolo, così me lo sono recuperato. Sì, sto cercando di recuperare i giochi. Questo vabbè, perché purtroppo l'edizione 2009 c'avevo solo per Wii che l'ho venduta, perché proprio la Wii l'ho venduta completamente, penso che non la recupererò neanche, è una console che mi ha fatto cagare a me personalmente. Però quello che volevo dire io è che voglio prendere il Play 1, li ho quasi tutti, diciamo quelli della mia infanzia, voglio prendere magari qualche gioco iconico, Play 2 uguale, Play 3 lo stesso, di tutte le console diciamo, perché tante cose purtroppo le ho vendute per il discorso dello spazio, perché in cameretta non avevo spazio, adesso lo sto recuperando a prezzi anche irrisori. Poi qua abbiamo Resistance 1 e 3, il 2 l'abbiamo già visto, così finalmente me li posso rigiocare, è una delle mie saghe preferite in assoluto, della Play 3, e si gode. Qua si gode veramente a cannone, raga. Boh. E dopo abbiamo un chiccone obeso, non ho pagato niente, perché comunque ho leggermente rovinato qua, ma chi se ne frega. Il Funko Pop di Slave Leia, o Slave Leia, lascio a voi sempre la scelta. Questo c'è anche l'action figure che però costa 70 euro ed è piccolina così, quindi sinceramente in questo momento non ho voglia di spenderli. Però questa presa veramente a poco, è incredibile ed è bellissima, grande Leia, in una versione molto iconica di lei, insomma, con questo costume. Grande Leia. Ok. E dopo, vabbè, qua abbiamo 3 chicche mostruose. E ne mancano, però non li ho trovati tutti. Ma qua abbiamo i Power Rangers con il mio preferito in assoluto, Jason. Allora, vediamo un attimo qua. Come è messa? Le scatole chiaramente queste le teniamo assolutamente. Non le tengo tutte, lo sapete, ma quelle che posso. Vediamo come sono fatti. Beh, insomma, allora diciamo, quelli che avevo da piccolo si muovevano di più, erano più, diciamo, snodabili, più, potevi fare più cose, però a 19 euro sinceramente sono contento. Aspetta un attimo. Ah, so anche che bello questo, adesso devo mettermeli anche a posto perché la possiamo mettere la pistola qua e andiamo, aspetta un attimo, 1 e 2. Vabbè, la pistola l'ho persa, bellissimo, perfetto. Ok. No, dai, però si snodano. Dopo troveremo la posizione giusta. Mettiamo la pistolina. No, sono belli, sono fatti bene, sinceramente. Insomma, per me i Power Ranger sono tante. Sono proprio la mia infanzia in assoluto. Boh, aspetta un attimo. Ok. Dopo abbiamo Black Ranger, eccolo qua. Vediamo cosa c'ha giusto. Allora, qua abbiamo, penso, le armi. Dopo facciamo vedere i Power Ranger come stanno. I Power Ranger. Ok. Ecco qua. Ciao. Mamma mia, tanta roba, sono fighi, sì. Sono fighi, sì, raga, che belli. Vabbè, qua adesso li potrei mettere la pistola e magari non mettere a tutti l'arma iconica, diciamo. Adesso vediamo un attimo
come fare. Aspetta un attimo, dovrebbe però starci teoricamente. Aspetta un attimo. Vediamo se riusciamo, perché sono una pippa per queste cose, ragazzi, sono una delle cose più assurde del mondo. Se esiste una pippa atroce, quella sono io. Eccoli qua. Vabbè, avete capito, insomma, che dopo la metto a posto bene. Mamma mia. Ok. E poi vabbè, l'idolo della Sud. L'idolo della Sud. Eccoci qua. Vabbè. Aspetta un attimo. Le armi, dove sono le armi? Eccoci qua. Bello anche questa confezione così. Qua teniamo tutto, raga, perché ci sta. Buono. Però qua andiamo di spadona. Eccoci qua. No, forse però. Vediamo. Che non vorrei spaccare qualcosa perché, ripeto, la mia capacità di rompere tutto è... Eccola qua, perfetto. E questo lo possiamo tranquillamente piazzare dentro. Ok. Mamma mia. Tanta roba. Mancano gli ultimi però. Kimberly, Billy. Eccolo qua. E Tommy. Ok. Perfetto. Buono raga, unboxing stupendo, ho fatto un po' così alla cazzo, ma sono stragasato, adesso vediamo come stanno in bacheca. Raga, ci becchiamo dopo. Raga, intanto li ho messi così in attesa di Billy, Tommy e Kimberly. Eccoli qua. Abbiamo il Megazord, Zack, Jason, mio idolo, e Trini. Allora, se penso a Trini mi viene il magone, cavolo. Jason, Funko Pop. E il Power Murphy, ragazzi, quello ancora degli anni 90, è incredibile. Poi qua abbiamo le monete per la trasformazione degli altri 4, più altre speciali, e qua invece le monete di reaction. Eccoli qua. Spero di aver tutti presto, anche se ancora non ci sono sul sito della Hasbro, ancora non vedo nessuno dei tre, però vabbè, noi rimaniamo in attesa. Tanta roba comunque. Poi abbiamo altre collezioni, ma queste le racconteremo più avanti. Bella raga, andiamo avanti con questi comendiani. Siamo al buio perché voglio far vedere una chicca che ho preso. Intanto qua ho aggiornato le Marvel Movie Collection, è arrivato Cap del primo Capitan America, un'armatura di Iron Man, qua è arrivato Thor, diciamo quello obesotto di Endgame, però non è quello che dico io, non è il vero Thor, e qua un'altra versione di Rocket. Purtroppo tante versioni degli stessi, anche se insomma, ne mancano ancora non so quante, e ce ne sono comunque tantissimi di diversi, però ne vorrei un po' di più. Qua raga ho trovato, sempre da mia mamma, adesso facciamo vedere dopo, la chicca è questa. Allora, e questo sì, per le mie console. 1, 2, 3, 4. Eccoci qua ragazzi, che così le posso illuminare e si vedono molto meglio. Devo fare un video sulle console raga, con tutte le console che ho, e adesso facciamo una cosa, chiudiamo qua, così faccio anche le prove per i video in notturna. Sì. Allora, andiamo a vedere qua. Eccole qua le nostre console. Beh, qua abbiamo le schede grafiche con i giochi che hanno fatto la storia del Cume. Play 3, Play 4, Play 1, Play 2, Xbox 360, Xbox One. Adesso possiamo aprire perché sennò non vediamo niente. Vediamo gli ultimi acquistetti. Ok raga, è arrivata l'Xbox Classic, questa purtroppo l'ho trovata a un prezzo stracciatissimo, a meno di 50 euro, ma senza la scatola purtroppo. E poi ho recuperato a 2 euro
I mondiali Sudafrica 2010, questo lo farò vedere molto presto sulla Play 3 perché aveva una caratteristica particolare, uno dei più bei giochi dei mondiali secondo me. Poi PS6 funzionante, spero, visto che l'altro non mi va più, sempre 2 euro, versione francese chi se ne frega, tanto la copertina italiana ce l'ho. E qua delle scatole vuote ragazzi, Tetris, 10 euro, Game Boy e Xbox 360. Eccole qua. Quindi perché mi manca, purtroppo non ce l'avevo più. E quindi sempre carrellata veloce, ma il video sulle console sarà fatto a parte. Quindi, oltre alle console che avete visto, abbiamo il Saturn, completo di scatole e tutto, Nintendo 64, completo di scatole e tutto, e Super Nintendo, completo di scatole e tutto, ma ripeto, faremo vedere tutto con calma in un video a parte. Qua abbiamo recuperato la Play 3, la scatola della Play 3, e l'Xbox One, Play 5 e Switch. E qua abbiamo la PlayStation portatile, ma tutto molto veloce, non voglio spoilerare troppo perché ci sarà un video a parte. Cosa volevo far vedere? Questo. Eccoli qua, trovati la mia mamma. Diciamo i microstar, quelli più piccolini da aggiungere qua. Perfetti, ne ho una valanga e si gode. Buono raga, siamo qua, abbiamo quasi finito con gli acquisti grossi, cioè gli acquisti grossi sono finiti. A parte una chicca che farò l'unboxing anche se non ho la scatola. E niente raga, qualche filmetto, ecco, qualche filmetto così sicuramente deve arrivare, qualche chicca. Intanto Wolverine l'ho messo là, ma tra poco ci sarà anche tutta la stanza raga, Quindi mi raccomando, seguite il comandone. Ciao! Raga, mini recupero di giochini. Allora, abbiamo Rocky PlayStation 2, questo è un capolavoro. Gioco che ho bruciato con il bode, veramente giocone incredibile. Questo qua è il primo gioco che ho preso per 360, quando l'ho visto ho detto cazzo la Play 2 in confronto c'era schifo, ho detto no, devo prenderlo subito, mi sono preso l'Xbox e il gioco dei mondiali, Germania 2006, e questo lo voglio anche portare nella serie retro quando faremo la 360. Abbiamo due filmetti, come farsi lasciare 10 giorni, in Blu-ray e The Grand Blue in DVD, quindi un recuperino veloce ma alquanto curioso. Buono, ormai gennaio si sta, non dico per concludere, però insomma la ciccia quella grossa è venuta fuori, cioè comunque le console sono la parte principale, però qualche chicchetta deve ancora uscire, quindi mi raccomando, questo video adesso non so, ma starà durando 10.000 anni, spero di no, però ecco, diciamo che è stato il mese di recuperi del retro gaming, di giochi che avevo già, che ho dovuto riprendere per fortuna 2-3 euro perché avevo venduti da pippa. Ciao raga, bella raga, sono arrivate altre cosine, ma tra queste una in particolare, e non a caso c'ho il DVD di American Psycho e il Funko Pop di Patrick Bateman. È arrivata l'action di Patrick Bateman, ragazzi, è qualcosa di incredibile, cioè guardate, è meravigliosa. Mi è arrivata senza scatola, usata, con gli accessori comunque, tenuta benissimo, pagata anche poco, perché 35 euro vi assicuro che non è tanto, ma è veramente tanta roba. Mamma mia, mi gasa troppo, mi gasa. Eccolo qua. C'ho anche gli altri, diciamo, gadget, però voglio tenere questo, cioè l'ascia e la valigia, ecco. Tanta roba, raga, sono iper soddisfatto perché è fatto veramente bene, penso che la terrò così. E in qualche modo adesso vediamo magari, perché comunque sono belli questi, ecco, così magari, ecco, ci sta troppo. Patrick Bateman, che ha gusti un po' curiosi, nel senso ama i Genesis, ma considera capolavori canzoni belle, sì, ma commerciali, in realtà i capolavori dei Genesis sono altri, non certo Invisible Touch. Mamma mia, proprio sono stra contento di un film che amo, Christian Bale lo amo, il film lo amo ancora di più. Niente ragazzi, faccio vedere altre cosine e ciao. Ragazzi, è arrivata altra bella robina, tra cui questo, che ve lo faccio vedere così, se ce la faccio, senza... Eccola qua, l'Xbox One, no scherzo, è arrivata un'altra scatola vuota, sempre 10 eurini, dove ho messo l'Xbox Classic, perché non è introvabile la scatola dell'Xbox Classic, e ho detto me la cazzo là, che almeno una scatola in più che mi manca, che di un Xbox che avevo, che dopo l'ho data via per la One X, ma almeno possiamo tenere bene la Classic, finché non troverò la scatola, diciamo, ufficiale.
Adesso manca solo il GameCube, raga. Ho trovato l'offerta anche per quello con un bundle addirittura con il gioco della Nintendo Cube, proprio il The Game. Insomma, quindi ci sarà anche quella, così le ho completate e siamo tranquilli. Sto mese di gennaio alla fine è veramente proprio all'insegna del retro gaming, anche se adesso vediamo solo filmetti. Però ho trovato veramente delle belle offerte. Diciamo che ho sfruttato anche i regalini di Natale, che così mi sono fatto i regalini anche di gennaio. Bene, poi purtroppo il compleanno sì, mi comprerò qualcosa, ma il dentista incombe, quindi lasciano tanti soldini, quindi mi sto dando la pazza gioia per poi cominciare invece il dentista. Boh, partiamo, adesso basta cioccolare e andiamo. Funko Pop di Star-Lord, edizione Guardiani della Galassia Holiday Special. Deve arrivarmi anche, non penso a quando, Drax e Mantis. Groot ne ho già tanti, sinceramente volevo prendermi solo loro 3. Quindi il buon Star-Lord, 10 euro, quindi vale anche poco. Qua, raga, questa è una piccola anteprima di una cosa che vedremo, che dal titolo curioso, la collezione dimenticata. Ho trovato la mia ama la collezione, ho detto, devo andare su eBay, vedere se trovo, o Vinted, vedere se trovo. Su Vinted non c'è però niente al riguardo. Se devo trovare una cosina per agganciarmi alla collezione. E signori, vi farò vedere le mie schede telefoniche. Ho trovato a 1 euro questa di Shevchenko. Questa penso sia degli Stati Uniti, una tessera telefonica per chiamare in USA con Andriy Shevchenko. Ma adesso a breve verrà fuori il video e farò vedere una collezione incredibile che ho fatto da piccolo, una delle mie prime, diciamo, fatte così in maniera molto spartana e curiosa. E siamo un po' di film. Ho recuperato Leon, questo è un altro film cult. Poi ho recuperato il buon Flubber, che mi mancava, è il film che mi piace meno forse di quelli che mi piacciono di Robin Williams, però volevo, diciamo, chiudere il ciclo Robin, almeno dei film che piacciono a me, ecco. Ma poi è chiaro che ce ne sono anche altri. Poi ho preso questo solamente per riguardarlo e bestemmiare per come hanno rappresentato Venezia, una merda, però l'ho preso, era a 5 euro, ho detto, lo lascio, no. Però hanno rappresentato Venezia in maniera non sbagliata, de più. E poi ho recuperato Sin City, il primo, che non è facile da trovare, ragazzi. Ho trovato su eBay a un buon prezzo, ma non è facile da trovare Sin City, insomma, il primo. Ecco, film che ho rivalutato moltissimo. E poi qua abbiamo 2 giochini retro, Scudetto 2001-2002 per Xbox, sono tutte le edizioni, tutte le versioni ce l'ho, e la vendetta dei siti, questo ho preso a 1 euro, ragazzi, questo a 5. Così quando proveremo l'Xbox avremo qualcosa, ma dovrà arrivare anche dell'altro per la Classic, perché la Xbox Classic voglio provarla parecchio insieme a voi. Eccoci qua. E niente, così, ragazzi, tutti questi piccoli, alla fine mi sto divertendo, a parte le console che chiaramente, insomma, diciamo ormai tra GameCube, Xbox Classic, Sega Saturn e Nintendo 64 sono stato sui 350, forse qualcosa in più con le spese, però che non è tanto se pensiamo che sono console addirittura certe boxate e comunque non facilissime da reperire, in condizioni buonissime, perfette. E quindi sono soddisfatto, dai, sta veramente siamo riusciti non con troppi soldi a recuperare comunque dei pezzi importanti. Adesso basta, cioè, diciamo che sì, non me ne mancano perché sarebbe il Dreamcast, il DS, la Wii, però la Wii non so se la prenderò mai perché veramente l'ho avuta la Wii, l'ho odiata come console, proprio non mi è piaciuta per niente. Però insomma, a parte queste qua non è che ce ne mancano tanto, senza contare quelle vecchissime, ma quelle onestamente forse la più vecchia che potrei prendere è il primo Nintendo, il Sega Mega Drive, no, però non lo so perché io mi sento più legato a quelle che, diciamo, al Saturn, alla PlayStation, a quelle, insomma, quella è la mia generazione, è quella che ho cominciato veramente a giocare, togliendo il Game Boy. Buon raga, altri bei acquistetti e col prossimo penso che farò vedere velocemente, perché la collezione delle console la farò un video a parte, anche il Cube. Raga, alla prossima, ciao! Ragazzi, vediamo robine veloci che sono arrivate. Nintendo GameCube, sto aspettando chiaramente il giocone massimo, ma questo l'ho preso perché intanto era in cellofanato 5 euro con una copertina che già questo vale tutto. E ora per provare qualche gioco, tra quello super che deve arrivare, che forse avete già capito cos'è, questo, aspettiamo la console. Poi abbiamo anche questo in cellofanato, ho preso 10 euro, questo è un gioco che volevo troppo scattolato, ce l'ho già per PC ma lo volevo anche per Xbox, Outrun 2, gioco che ho bruciato in sala giochi. PSP, World Series Poker 2008, bellissimo, ce l'ho anche per 360. E 2 filmetti.
Ragazzo di campagna, film cult che mi mancava incredibilmente, e Qui dove batte il cuore con Natalie Portman, un film che questo diciamo particolare, non facile da trovare, e però lo volevo perché mi piace tantissimo, dove insomma comunque uno dei primi film di Natalie Portman, non il primo perché ne ha fatti altri, però questo insomma è un film molto interessante con una Portman sempre al top. Bella raga, oggi sono andate due cosine, ma due cosine molto molto incredibili. Qua ho recuperato, che purtroppo non lo trovavo più, Formula 1, storico, primo gioco della Play 1 di Formula 1 con i contro. Tanta roba con Murray Walker alla telecronaca, ciao. Questo è un pezzo da 90 della collezione, bellissimo, stupendo. E poi questo, vi ho parlato della GameCube, l'ultima console insomma che volevo recuperare, ed è arrivato il gioco. Questo è il gioco che abbiamo visto emulato sul PC, ma qua ragazzi, questa non è emulazione, questa è realtà. Gioco fisico, Virtual Striker 3 version 2002, in inglese perfetto. Qua veramente parliamo del capolavoro. Questo è proprio il capolavoro che non vedo di provare insieme a voi e di vedere la Nintendo GameCube. Raga, sono arrivato un paio di cosine oggi. Xbox Classic James Bond. Aspetta un attimo, eccolo qua. E Spider-Man. Eccoci qua. Qua veloce carrellata, ma farò vedere più avanti tutti i giochi. Poi andiamo di qua. Postazione nuova ragazzi per il retro gaming. È arrivato il GameCube. Ho provato Virtua Striker, perfetto. Sarà in salotto per un discorso di temperature, perché in cameretta, comunque in studio, anche se è grande, però tanti macchinari, e viene fuori un casino. Adesso cercherò di trovare la posizione perfetta in modo che non si vedano fili e robe, però stiamo di qua in salotto che è più largo e più fresco. Raga, un saluto dal comandone veneziano, penso però la prossima console sarà la PlayStation 2 che porterò. Per il GameCube ci vorrà ancora un pochino. Raga, alla prossima, ciao! Bella raga, allora ultimo acquisto di gennaio e chiudiamo con Le Grand Bleu, anche la colonna sonora, e si gode ragazzi, si gode di Eric Serra che insomma non ha bisogno di presentazioni. E niente raga, finisce qui, è stato diciamo il mese delle retro console, eccole qua, più eccolo qua il Cube, manca soltanto la Wii che però entrerà con gli acquisti di febbraio. Ok raga, un saluto dal comandone veneziano, è stato un mese bello intenso, a febbraio c'era il video delle mie console e dei miei videogiochi. Raga, un saluto dal comandone veneziano, ciao!